effettivamente e se subisce o non subisce delle filtrazioni naturali o dei processi naturali di Dopo una precipitazione. precipitazione nell'altopiano di Asiago, i tempi di risposta dell'acqua per quanto riguarda le sorgenti dell'Oliero sono indicativamente dalle 6 alle 12 ore, dipende dall'intensità della pioggia. Il sistema carsico è tanto bello, tanto splendido, quanto poco propenso a generare un qualsiasi sistema di filtrazione, per cui l'acqua non subisce né filtrazione meccanica né di tipo chimico, non vengono battuti le cariche microbiche o eventuali metalli pesanti o sostanze nocive che dovessero entrare nel sistema. Quindi è un sistema estremamente delicato proprio perché non ha nessun potere filtrante Ecco e quindi perché, l'acqua ci arriva come è partita qua da noi. ecco perché è fondamentale il monitoraggio di eventuali discariche e quant'altro. Sì, do per scontato che è fondamentale, ecco, Certo. dovrebbe essere pressoché quotidiano il monitoraggio quantomeno, visto che l'acqua viene prelevata di fatto tutti i giorni per essere portata verso l'altopiano a uso degli abitanti dell'altopiano. Grazie.